Sotto accusa resta il rivestimento dei ruotini incriminati. Questo quello che sembra essere stato confermato da una riunione a Mestre fra i tecnici di Bus Italia Veneto e quelli dell'USTIF, l'organo ministeriale incaricato di far chiarezza sulle possibili cause del deragliamento del tram avvenuto lo scorso 10 giugno. Il ruotino di guida, non avendo più una superficie uniforme di rotolamento, a causa della perdita di un pezzo di rivestimento gommoso, ha assunto un movimento a salti, la cui frequenza è, come intuibile, tanto maggiore quanto più alta la velocità di percorrenza del mezzo. Si legge così nella relazione inviata a Bus Italia 2 giorni fa. Intanto i padovani che prendono il tram si augurano che ci sia più manutenzione. Non mi sento più preoccupata di prima, assolutamente, sono cose che succedono. Però insomma bisogna investire nella manutenzione. Beh, questo senz'altro, anche per l'aria condizionata che non va quasi mai. Sono incidenti che possono succedere in qualsiasi situazione. Il traffico è quello che è chiaro che l'usura va curata. Mi pare comunque che il comune si sia attivato per questo in modo da... A parte che Bus Italia ha rivinto la gara, quindi non so, vediamo come funziona. Non proprio, perché non è la prima volta, mi sembra. Per cui insomma dovrebbero anche provvedere a mettere in sicurezza il tram. Quando lavoravo a Mestre, prendevo il tram identico a questo e non avevo problemi. E mi sentivo sicura, cioè adesso come adesso, se effettivamente come c'era scritto sui vostri giornali hanno messo pezzi di ricambio non compatibili eccetera, chiaro che dici che non va tanto bene. Non mi è mai successo niente in particolare, quindi non avrei motivo di aver paura, ecco. Può succedere in qualsiasi momento, non è che serve solo qua, succede quando deve succedere, succede e basta.